Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. È morto Michele Monitto, di 50 anni, di Carlentini. Dopo un mese di agonia l'uomo si è spento all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il cinquantenne è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato nell'area dell'azienda Versalis, collocata nella zona del polo petrolchimico di Priolo. Aveva riportato gravi ferite che non gli hanno lasciato scampo, nonostante gli sforzi medici. Rocambolesco incidente stradale in viale Regione Siciliana, poco prima dello svincolo di viale Michelangelo in direzione Catania. Sono ben 6 le auto coinvolte, 2 a GPL, e per questo è stato immediatamente chiesto l'intervento da parte dei vigili del fuoco. 5 le persone ferite, tutte in codice verde, tranne una che è stata trasportata al pronto soccorso del Cervello in codice giallo. Un incendio è divampato in un'abitazione a Palermo in Corso dei Mille. Le fiamme sono divampate al secondo piano del civico 148, creando non poca preoccupazione tra i residenti. L'abitazione interessata è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme ed è stata dichiarata inagibile. Non si registrano feriti, mentre i vigili del fuoco hanno attuato le operazioni di spegnimento del rogo. Instagram va in tilt con account e follower a rischio cancellazione. Da oggi alle 14 gli utenti chiedono informazioni sulla rete su altri social come Facebook e Twitter. Provando ad accedere, molti utenti si ritrovano il messaggio con su scritto «Il tuo account è stato sospeso temporaneamente». Molti altri utenti invece stanno riscontrando difficoltà nel caricare fotografie. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.